Bentrovati anche oggi amici e amici, dimostrerà come gli orobici e il popolo del Pota sanno andare a braccetto in questo anno di capitale della cultura. Allora, per Brescia scende in campo il Vittoriale degli Italiani, elegante residenza di D'Annunzio con il suo sorprendente parco affacciato sul Garda. In provincia di Bergamo invece c'è San Pellegrino Terme, rinomata località di cura e di soggiorno, conosciuta in tutto il mondo per l'omonima acqua minerale. Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Apriamo questa puntata ancora una volta da Piazza Vecchia in compagnia di Isacco. Qui a Bergamo, che bella sta serata, Isacco, Bellissima, bellissima. No, non sei il mio tipo, stai tranquillo. Va bene, grazie. Senti Isacco, tu sei bergamasco? Esatto. Sì. E conosci un po' Brescia, la città? Beh, ci sono stato diverse volte, mi è piaciuta per le sue piazze, parecchie piazze, i suoi palazzi, quindi ho fatto la donata d'Alpino nel 2010, non mi ricordo. Di Alpino sei? Sì, poi l'ho vista recentemente una mostra sui macchiaioli. Quindi la vivi, insomma, Una volta ogni 2 anni ci vado là, dai. Ma tu che dici, è meglio Brescia o Bergamo, così, a caldo? Allora, come città nel complesso magari Brescia è un po' più estesa, un po' più carina. Bergamo è una città alta che è ineguagliabile. La bomboniera, eh? E quindi meglio Bergamo. Sì. E ci sono cose che i bresciani hanno che i bergamaschi non hanno, o viceversa? Proprio quella delle famose piazze, che ce ne sono tante nella parte bassa della città, con negozi, palazzi, chiese, e qua a Bergamo la parte bassa è un po' carente, diciamo. Senti, tu Isacco sei sposato? No, una compagna. Una compagna. È bergamasca? Sì, bergamasca anche. Ma sta compagna, se fosse stata bresciana anziché bergamasca? No, non c'era problemi. Non c'era problemi, Quello va che bene conta. comunque. Perché conto sono i soldi. Sì, va bene, se è fornita va sempre bene. Vabbè, Ok. quindi andava bene anche Che bresciana. Vabbè, senti un po', questa è una località in provincia di Brescia, che queste ultime puntate le stiamo dedicando alla provincia. E riconosceresti il... Mi verrebbe da dire il Vittoriale. Sì, bravo, il Vittoriale degli Italiani. Non ci sono mai stato, ma dovrei andarci. Sopra Gardone, Sì, Benissimo. conosco. Isacco, vogliamo salutare i bresciani? Bresciani, un caro saluto da Bergamo. Da Isacco di Bergamo, che non è mica da tutti. Andiamo a Brescia, grazie. Tornati a Brescia, qui in compagnia di questa splendida fanciulla che si chiama Valeria. Valeria. Tu sei bresciana? Doc. Ridi sempre così, brava. Sì. Certo. Che sei serena, allegra. Guardi, allegrissima. Senti Valeria, qua bisogna toccare un tasto dolente, che stiamo parlando di bresciani bergamaschi, sai, capitale della cultura. C'è rivalità o non c'è sta rivalità? Diciamo che c'è, però si spera di superarla. Come si può superare? Dai, alla fine siamo messi male entrambi, no? Beh, magari loro calcisticamente parlando, no, sai, la dea. No? Insomma, noi meno, però dai. Vale, Alla fine... quanti bergamaschi conosci? Allora, una mia cara amica di Bergamo. Amica? Va bene anche se è di Bergamo, E che dice dei bresciani? Lei non so se mi vuole bene No. come me, boh. E ragazzi, meglio i bresciani e i bergamaschi, dai. Sciani. Sì? Sì. Perché? Il mio fidanzato è bresciano e quindi lui va bene, e quindi consiglio quelli di Brescia, però non consiglio il mio fidanzato chiaramente. Vabbè, ovvio, no, però se un giorno tu, cioè se per caso le vicissitudini della vita ti avessero portato a conoscere un bergamasco e magari sposare un bergamasco, in famiglia come l'avrebbero presa? Ah, no, non bene, No, non lo so, Non bene. Non andrebbe bene. Ti faccio vedere l'immagine di questa località della provincia di Bergamo. Tu la conosci, l'hai mai vista? Ha a che fare con l'acqua. Con l'acqua. L'acqua pure la paghi al ristorante. Quanto? Suggerimento che l'acqua in bottiglia la paghi, la trovi in tutto il mondo quest'acqua. Sì? Sì. Letterini. È un santo. San Sante Pellegrino. San Pellegrino Terme, sì. Va bene. Ma conosci un po' il territorio bergamasco, la provincia? Molto. Solo Brescia e il fidanzato. E il fidanzato. Che salutiamo. Certo. È stata bravissima. State brava? Meno male. Salutiamo anche i bergamaschi. Un bacio. Addirittura il bacio di Valeria di Brescia. Sarebbero mai aspettata. Alla prossima, grazie, ciao. Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei.